Benvenuti in un nuovo video sul canale di Shark Racer. In questo video ho deciso di fare un intro diverso dal solito, dove mi vedete che vado un po' a cavallo, e poi ricominciamo con il viaggio precedente, dove proseguiamo nel giro sul Brentonico. Buona visione! Esattamente qui ho fatto la foto con la 736. Sì. Esatto. Adesso allora mi giro e cerco di tornare. C'è tanto vento, freschetto, non mi piace troppo. Porca di quanto vento c'è qui, e che freddino anche, porca boia. Però mi si appanna tutto, quindi devo leggermente tenere un po' aperta. Madonna che freddo, wow, mio dio, alla faccia. E pensare che fra 2 o 3 giorni rimorirò di nuovo dal caldo, sai che sberla di quel morale che questa cosa ti fa passare, che c'è freddo, veramente freddo, e poi ti arriva il caldo, Dio, che ti uccide. È un pugno in pancia, in faccia, cioè dove vuoi, cioè, Madonna santa. Cioè, per forza che adesso ci si può riammalare, cioè, senza parlare per forza del Covid, ma comunque, cioè, anche un'influenza normale, ma chi è che non se la prende con una roba del genere se non si sta attenti? Cioè, è normalissimo, signori, cioè, è una cosa proprio scontata come chissà che cosa, perché, cioè, se già adesso è così, immagino dopo, cioè, Madonna. Fuoco d'isi, e siamo a fine maggio, inizio giugno, con sto freddo, cioè, veramente. E c'è stata la settimana scorsa invece che morivo di caldo, letteralmente non si respirava, e adesso invece mi becco sto freddo, e che anche mi sono vestito, perché sennò sarebbe stato ancora peggio. Cioè, ho le cose lunghe, signori, sotto, cioè, se non avevo le cose lunghe sotto, cioè, Madonna, diventava un po' popolaretti, la natura si vede, popolaretti. Non so cosa dico, ma lo dico e si vede che lo dico perché sì, popolaretti. Il discorso non ha senso, ma comunque è più bello di stare intero, Che bello comunque, qui è uno dei posti più belli veramente, il Brentonico, signori, è da fare, se comunque non siete troppo lontani, si può, chi può, cioè, è un bellissimo posto, c'è da stare un po' attenti di queste zone, senza guardrail, senza cose, perché è pericoloso, ma veramente bellissimo, signori, stupendo. Poi guarda, è tutto con la montagna tutta costeggiata, le cose, cioè bellissimo veramente, merita. E difatti meritava il primo video dell'anno, lo meritava, cioè, indubbiamente. Non riesco io. Sì, sta registrando ancora, perfetto. Scusate se sono così fastidioso da controllare così tanto, ma no.
sono finito di un video di qualcuno comunque che ho visto con la GoPro, e quindi per un po' sono stato zitto perché non volevo fare troppo contenuto per quel ragazzo che comunque assolutamente non mi troverà mai nel suo video, e non si sa neanche se magari può darsi che non lo pubblica proprio. Quindi guardate che cosa che c'è qui, come si va giù, com'è questa strada bellissima, cioè una cosa veramente pazzesca signori, pazzesca, incredibile, con Zeus poi che mi fa un ritorno così dalla marmita, cioè madonna, ti fa venire proprio il durello signori, anche non si può girare, ma lo dico lo stesso, il durello signori. Primo viaggio 2022 comunque, giretto, che molto bene, un po' troppo freddo per i miei gusti, ma comunque veramente ottimo signore. Adesso ci troviamo giù al baretto dove sono passato prima, un attimo, completiamo questo video se ci arriva la GoPro, e se no va bene lo stesso, dai. Solo dimmi che mi salvi il video, che insomma lo posso pubblicare e che vada tutto bene, che si senta l'audio decentemente, anche se quando ho la visiera così aperta insomma a volte mi risente un po' l'audio, però che freddino, madonna. Non avrei mai detto in questo periodo di avere così freddo. E sbaglio fino all'orizzonte va. La macchina viene su. Tornante a sinistra, staccatona, signori, Vale Marquez, guardatelo che roba, guardatelo, pieghi allucinante, accelerazione, mio Dio come urla, il mio Zeus, oh mio Dio, grandissima moto, e la moto. Staccata, curva a destra, relativamente molto piano perché sì, al nivelo, eccolo, gira a destra, poi gira a sinistra, signori, grandissimo, 2 tornanti in successione, zio mio, guarda che roba. Curva, grande, staccata, seconda tornante, eccolo, non gira tanto, quindi via, si inoltra un po', malandato, ma comunque si è fatta via, in discesa, di capo un po', la postura è buona. Come si alimenta ci siamo, guardate che roba, adesso a destra curvona, arriva a piegare, poi a sinistra in cambio di direzione, eccolo il cambio di direzione, poi cambio di nuovo di direzione verso destra, signori, guardate Marquez, Tino Rossi dei poveri, grandissimo pilota, signori, Benza, Loris Benza, Nu Benza, eccitazioni a non finire, ma perché sì, io sono cazzaro, dico ogni tanto cose, cerco di intrattenere, sono molto contento, comunque veramente felice
Guardate che serpentone che ho fatto, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. E si gasa da morire, ragazzi. Guarda che bei fiorellini, madonna. Qui c'è da girare a sinistra, staccata, molla i freni, lascia l'acceleratore puntato appena appena, eccolo, eccolo, tornante, attenzione cervi o persone che hanno la ragazza che ha un po' più di amichetti no, mi dissocio, comunque gira a destra, curva a destra, mi raccomando, toccate appena appena il freno dietro per sistemare l'angolatura e via, si va, curva tornante a sinistra, ragazzi siamo pronti, ormai Annibale è stato bruciato, Dio mio, eccolo, eccolo, Dio, grandissimo, ce l'ho fatta perfetta, bene, via, ci si butta sul rettilineo, 300 all'ora ragazzi. Mamma mia che roba, oddio, adesso sono arrivato russo oppure rumeno, quello che volete, non lo so. Ah no, Russia non si può adesso perché siamo ancora in tempo di guerra. Allora scusate se sto un po' cazzeggiando, scherzando su queste cose, so che non si deve, quindi mi raccomando, prendete seriamente non ascoltatemi troppo seriamente perché comunque parlo giusto per dire qualcosa, visto che non mi ero preparato niente, nessun tema da dire, guarda, guido con una mano sola, faccio cose, spiegazioni, qua, e si va ragazzi, comunque si va. Si è andati molto bene, adesso purtroppo ci sarà di nuovo il lavoro in corso con il semaforo, là, non tanto bello, quindi rottura un po' di scatole, mi ha registrato tutto quella parte che magari un pochino dovrei sistemare, tagliare almeno un secondo, quindi magari vedrò, insomma, ok? Sfollatina giusto per ridere, cagnata in folla e via, si accelera, che bello, comincia ad esserci anche un po' meno freddo qui, quindi sono anche più contento perché veramente stavo congelando da sopra. Signori, io perché sono un tizio freddoloso, magari poi qualcuno non è come me ovviamente, è tanto soggettivo. Anche col cane come prima, attenzione, andiamo piano, i ragazzi di prima, curva impegnativa a sinistra, molto lunga, poi curva a destra, mi raccomando mai finire nel campo, signori, a ratto, so che siete magari alcuni gli piace andare a lavorare, essere dei lavoratori, ma quando andate in giro in moto non è tempo di arare i campi degli altri, quindi attenzione, specialmente se andati lunghi, c'è il rischio comunque che se sta venendo su una macchina oppure l'autobus così va da patatrack, quindi bisogna essere molto conservativi, non esagerare mai. Di nuovo siamo sulla zona dei tronchi dove ho fatto il set fotografico e qui ecco il semaforo infernale a noi. Mi spiace ragazzi che ci tocca ancora, se viene verde abbastanza in fretta sarei più contento, vediamo.
Se vi è piaciuto questo video e se volete vedere degli altri video simili sul canale, commentate oppure mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!